Cosa aspetti? Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. I would like to offer my apologies to the German people for the song that we're going to do now because, well, let me put it to you bluntly, folks. My pronunciation really sucks. And the text, the translation that we're using on this text is a little bit on the tweeze side. I don't know whether you're going to be able to get the true drift of this hot little number, but we're going to try and deliver it to you anyway because our intentions are really good. I mean, we really want to do a wonderful job here in the fatherland. And so let's go with a hot little number called Sofa Number 2. 1, 2, 3. I am the water. Bezweck unter deinen Walzen. Ich bin dein geheimer Schmutz und verlorenes Metallgeld. Ich bin deine Risse. Ich bin deine Risse und Ritzen. I am the cloud. I am embroidered. Ich bin der Autor aller Werke und damals Gospel. Buonasera, a voi la linea. Buonasera a te Natalia, ma cosa è venuto a scovare? Dove l'ha trovato questo live del 1978 del nostro Frank Zappa con Sofa number 2, numero 2, proprio live in Monaco. Guarda, un pezzo veramente difficile da trovare, ma intanto saluto in regia la nostra cara regista Natalia, grazie sempre per sopportarci. Io, come fa il mio amico Antonino, io sono Lorenzo Viviani, mentre dall'altra parte dell'etere, lontano chilometri da dove sono io, è collegato l'immenso, l'indomabile, l'inossidabile, l'impareggiabile Antonino Danna. Sì, vabbè, ma la lettera che ti ho spedito ti è arrivata o no? Mo te lo chiedo davanti a tutta l'Italia. Te lo giuro, non è arrivata. Guarda, allora c'è ma stato... dove cacchio vivi, benedetti Dio? Vabbè. Vabbè, no, non sono sul Monte Sperduto, però non mi è arrivata. Controllerò. Facciamo un appello a Poste Italiane perché non è arrivata la lettera di Antonino. Ma io l'indirizzo ce l'ho messo giusto col cap pure, quindi voglio dire, vabbè. Sì. Cap, capito? Come diceva Corrado nel carosello del cap. Ma che ne sai tu del carosello? Guarda che 2 anni più di me, non è che c'è 200 anni, Vai. Lo so, ma mi sono documentato. Presentati, che non è stato... Se tu non fai la tua entrata, non siamo a Chilometro Zoom del venerdì. Ah, i riti di introduzione, come a messa. Vai. Qua ormai siamo... Vabbè, che il Papa ci perdoni. Ok, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, io sono Antonino Danna. Ecco, e questa è la puntata numero 1089 di oggi, venerdì 28 novembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Intanto un saluto a Natalia, poi un saluto a Lorenzo. Lorenzo, insomma, tu sei ancora tra noi, sì? Sì, vi ascolto. Sono brutalmente con un raffreddore e con una bella tosse, quindi sentirete un essere mezzo marcio, smoccicante dall'altra parte del microfono. Sono io, purtroppo il difesa immunitario, lo dico sempre, ho dei globuli bianchi
che sono delle sorta, secondo me sono pacifisti. E c'ho uno che ha un raffreddore a 500 metri di distanza, starnutisce, so già che se lo vanno a cercare. Sono accoglienti i miei globuli bianchi. Venite virus, venite batteri, venite da Viviani. Ecco, sono così. Quindi loro sono per mucose aperte. Mucosa bravo, mi piace quando mischi il tuo senso letterario, poi anche questa cosa un po' scientifica così, mi piace. Grazie, sono commosso. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori, come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, video pillole e molto altro ancora. 340-670-9659 se avete voglia di intervenire attraverso la Zappa o WhatsApp, oppure io direi che potremmo anche aprirlo adesso il telefono 029294 un ospite autorevole, quindi esatto. insomma. Quindi 029294 7222 se volete telefonare immantinenti. Avete ascoltato un pezzo dal live a Monaco del 1978 cantato da Frank Zappa, ovvero sia l'unica radio che trasmette Frank Zappa, lo possiamo dire, siamo noi che il venerdì, quando volge al termine la settimana lavorativa, per alcuni incomincia, per alcuni finisce, però al venerdì diciamo che è un po' uno scivolo verso il fine settimana. Io lavoro anche domani come tanti altri, ma però insomma venerdì scendiamo verso la domenica e noi col venerdì vi diamo il benvenuto, vi diamo il saluto alla settimana col mitico Frank Zappa, che mi fece conoscere il mio maestro di chitarra, non che è morto, il mio maestro di chitarra è ancora vivo e vegeto, però me lo fece conoscere lui. Ecco, il pezzo è Sofa Number 2, cioè divano numero 2, già che ci siamo. Io vorrei dire anche una cosa. Dichi. Dico. No, stasera il nostro Lorenzo potrebbe farci un'improvvisata musicale. Perché lo possiamo svelare dove sei o siamo sono troppo... in una sala prove, parlavo del mio maestro di chitarra perché è qua con me, perché siamo in una sala prove, devo cercare di, anche per nei momenti, mi serve ancorarmi ancora con le cose, quindi sto riprendendo un po' lo strumento in mano e mi dà veramente delle legnate sulle dita, perché naturalmente sono indisciplinato dopo anni e anni che ho tenuto la chitarra o con l'ho suonata diciamo in maniera molto compulsiva, quindi mi sta rimettendo un po' in riga, ma vi improvviseremo, può darsi che faremo anche qualcosa innovativo in radio, vediamo cosa riusciamo a fare con i collegamenti, quando riusciremo magari a creare qualcosa di bello, però adesso volgiamo, sapete che noi abbiamo questo inizio che è da sociopatici, no? Poi, e naturalmente ci dovete sopportare, ma è il nostro, anche noi, anche è il nostro fine settimana anche per noi, quindi vi facciamo un po', spero, ridere e un po' piangere anche. Però vi facciamo anche riflettere, e adesso è arrivata l'ora della riflessione, perché parliamo di agricoltura, parliamo di agroalimentare, parliamo di pesca. Yes. Oggi andiamo a parlare, e ti prego Natalia, quando riesci, di chiamare il nostro ospite, che è un caro amico di Radio Libertà, perché parliamo noi una cosa che non abbiamo, Antonino, non lasciamo le faccende in sospeso. Infatti. Quando parliamo una volta di un argomento, poi vediamo come va, poi se vediamo un titolo sul giornale lo riprendiamo, riguardiamo, anche se non ne parlano i giornali, tiriamo fuori, perché come per il granchio blu, quanto per c'è stata l'alluvione in Emilia Romagna, non ci piace andare dietro la notizia, raccontarla, dirla quando piace agli altri, ci piace raccontarla e portarla e sentire le persone, anche quando purtroppo diciamo non fa più audience. Ecco, noi siamo quelli dell'anti-audience, che non è bello da dire perché sembra che non ci volete ascoltare, che non vogliamo gli ascolti. No, vogliamo che ci ascoltiate, ma non vogliamo dimenticarci anche quando i temi passano di moda. Quindi quando c'è il nostro caro, che facciamo un rullo di tamburi, perché anzi facciamo una cosa, vediamo se lo riconoscete, quindi aspetto che sia in onda per presentarlo. Ecco, comunque negli anni 70 si chiamava controinformazione, quella che noi facciamo, perché tra l'altro la facciamo proprio perché cerchiamo di darvi delle notizie che vi rendano più consapevoli, specialmente quando vi trovate davanti allo scaffale e dovete decidere che cosa fare. Ma adesso ecco il nostro ospite misterioso che è appena arrivato, adesso si tirerà giù
il cappuccio, lui ha un mantello scuro, anzi un mantello verde che gli copre le spalle e lo travisa. Adesso dalla sua voce dovete indovinare chi è l'ospite. Ospite, si palesi per favore. Si palesi. Buonasera, il mantello verde, giusto, rigorosamente verde. Una sorta di Batman di Pavia, insomma, saresti, una cosa di questo tipo. Chi sarà mai l'avrete riconosciuto, il nostro carissimo amico di Radio Libertà, nostro amico, insomma, della nostra trasmissione, e non solo, il senatore, vicepresidente del Senato, Gianmarco Centinaio. Grazie Gianmarco di essere sempre disponibile, grazie. Grazie a te, grazie a tutti voi. Allora, Gianmarco, noi dicevamo che non ci dimentichiamo delle notizie anche quando non sono più di moda. Qua in verità purtroppo è una ferita ancora aperta. Abbiamo parlato dell'Oltrepo Pavese, della cooperativa, dove conferiscono tanti associati, diciamo una realtà importantissima per il tuo territorio che sta continuando il suo viaggio verso il baratro in una struttura commissariale sempre in difficoltà. E ti volevo chiedere, prima di tutto un remind su come è arrivata a questo punto, ma soprattutto se vedi per un tuo territorio dove il vino, tra parentesi tu sei cimentato anche te, diciamo, nella produzione del vino, se vedi una via di fuga per questa cooperativa o comunque per il territorio che ha bisogno, l'agricoltura, economia, è presidio territoriale, è cura del territorio, quindi sarebbe veramente devastante vedere lo sforzo di tanti agricoltori buttato via. Ma diciamo che se devo fare un remind di quello che è, Oltrepo Pavese è una delle aree evitate più importanti d'Italia, ahimè il 50% dell'uva prodotta in Oltrepo Pavese viene conferita in una sola cantina sociale. Questa cantina sociale negli anni, ci sono stati anni di mala gestione e anni di, oltre che mala gestione, anche gestione abbastanza così forse da bambini dell'asilo. Ci siamo ritrovati con veramente ci siamo ritrovati con veramente tantissimi milioni di euro di debiti, un consiglio d'amministrazione dietro l'altro che non è mai riuscito a risolvere i problemi, sembrava che arrivassero tutte le volte, sembrava che arrivasse il salvatore della patria e poi era peggio del precedente. L'ultima gestione devastante, si è arrivati a commissariamento. Il Ministero del Made in Italy ha commissariato, mandando un commissario appunto a provare a gestire ed evitare il fallimento di questa cooperativa. A oggi siamo in una situazione in cui c'è il commissario, sta provando a fare qualcosa, ma il commissario, come potete immaginare, non ha la bacchetta magica. E quindi stiamo provando a capire che cosa succede. È un territorio che ha bisogno ovviamente di rassicurazioni, ha bisogno di risposte immediate. Il problema è che il commissario, come dicevo, non è Gesù Bambino o Babbo Natale e di conseguenza prova a gestire o a capire cosa fare, ma di un territorio che è causa del suo male. Perché negli anni nessuno ha fatto niente per cambiare le cose. Anzi, chi provava a fare qualcosa veniva deriso, come sottoscritto. E quindi purtroppo questa è la situazione. Ci sono tanti produttori. Scusami. Gianmarco, poi ti lascio la parola, ma la figura delle cooperative, secondo te, perché ad esempio anche sul territorio delle Cinque Terre nel tempo hanno fatto tantissimo perché hanno permesso al settore vitivinicolo di mettersi insieme. Da me ha tenuto il territorio in piedi, quindi figurati il terrazzamento, però poi piano piano stanno diventando tutte aziende, cioè il conferitore si apre l'azienda. Secondo te resisteranno, devono cambiare pelle? Qual è il segreto? A parte far gestirle bene, devo dire la verità. Ma oltre a poterle gestire bene, devono, a mio parere, quello che sta succedendo, a cambiare pelle in modo che siano strutturate come se fossero delle aziende vere e proprie, che diano risposte immediate, perché sennò rischiamo, sapete che cosa? Che almeno quello che succede in Oltrepo Pavese, no? Che i conferitori sono contemporaneamente soci della cooperativa, ma poi anche competitor della cooperativa, perché una parte delle uve la conferiscono alla cooperativa, un'altra parte se la tengono per sé, per far bottiglie e per venderla, no? E per vendere il vino. Quindi ci troviamo molto spesso che
abbiamo la cooperativa, i soci della cooperativa che diventano competitor di se stessi. Ci vuole almeno qua da noi ci vuole una realtà totalmente diversa, forse più imprenditoriale rispetto a quella che era ai tempi le cooperative che potevano dare una mano ai territori, ma che adesso non stanno dando le risposte che il territorio vuole. Antonino. Senatore, in tutto questo c'è un calo generalizzato di consumo di vino. Perché si sta perdendo la cultura del vino? Perché si ha paura del vino? 6 mesi fa, un anno fa, quando è entrato in vigore il nuovo codice della strada, si è detto la colpa è del nuovo codice della strada perché se non stai attento, appena ti ferma la polizia e hai bevuto un bicchiere, ti fanno passare l'anima dei guai. Ora, il codice della strada è in vigore da abbastanza tempo per aver assorbito l'eventuale, diciamo così, impatto iniziale. Perché non c'è più la gioia di ritrovarsi a bere un buon bicchiere con gli amici o anche la domenica a pranzo, tipicamente con le lasagne, col pranzo della domenica, che ancora dovrebbe essere un rituale degli italiani? Ma io vi faccio una domanda, ma siamo sicuri di questa cosa? E vi dico il perché mi faccio questa domanda. A parte che c'è uno storytelling che continua a dire che il male assoluto è il vino, quando poi invece il male assoluto sono i superalcolici. Io lo continuo a dire, Sì. I nostri giovani non si ingranano col vino, i nostri giovani si ingranano con i superalcolici, che è una cosa totalmente diversa ed è peggio, e quindi forse la guerra, tra virgolette, di religione che viene fatta dagli organi di informazione contro le bevande alcoliche dovrebbero essere fatte contro i superalcolici. Altra cosa che dico e che mi permetto di dirla anche da produttore, io non vedo questo consumi quando parlo per esempio di consumi privati, cioè di acquisti a casa. Vedo un calo di consumi nei bar, nei ristoranti, nei locali, perché è ovvio, perché se io compro una bottiglia e la pago X dal produttore e poi vado al ristorante e me la vedo aumentata di 3-4 volte il suo prezzo, in un momento di crisi in cui la gente sta a guardare anche il centesimo, forse qualche domanda uno se la fa, no? E quindi il messaggio che è stato lanciato in più di un'occasione anche da noi produttori ai ristoratori e a chi vende vino, magari marginate qualcosa in meno, però vendete di più. Questa è un po' l'idea che abbiamo e che stiamo avendo in tanti. Io vi assicuro, vi farei i dati della mia azienda. Io se devo guardare il dato del 2025, io al privato sono in una crescita pazzesca di vendite, con i ristoranti e bar cresco, ma non così tanto. Quindi anche qui la gente sta cominciando a guardare, no? Quando esce, e non è solamente esco e ho paura del codice della strada, esco e ho paura del conto. Molto spesso una bottiglia di vino costa più che l'intero pasto o l'intera cena e quindi vedo, la gente qualche domanda se la fa. Certo. Lorenzo. Sì, no, ma infatti era quella la domanda, me l'hai bruciata, però la declino anche. Insomma, abbiamo avuto il momento della rinascita del vino, penso ai Barolo Boys, ai piemontesi che sono andati a Bordeaux, dove hanno visto, diciamo, persone che lavoravano paradossalmente con meno terreno di loro, che cubavano dei capitali che gli facevano spavento, no? Basta sentire racconti, non so, dei vari Elio Altare o diciamo anche delle cantine da Gaia, no? Da tutti questi ho preso un posto un po' più lontano da te, Gianmarco, però insomma, quindi secondo te ci potrebbe essere anche un tema di rinascita, cioè capire anche come entità come la cooperativa in questo caso, in cui si può, poi c'è un calo mondiale di consumi e quello andrà affrontato, capire come anche gestirlo. Però c'è una parte di settore, e poi ti faccio anche questa domanda, come Italia, perché io ho sempre il limite che dico il privato, perché poi tutti guardano l'ente, dicono dovete fare qualcosa, dovete vendere poi non può venderlo Lollobrigida, non può venderlo Gianmarco Centinaio, non può venderlo Viviani, lo deve vendere l'impresa. Cosa si potrebbe fare però per far uscire un po' più forte? Ti faccio l'esempio e poi mi taccio, tipo, dimmi se sbaglio, Bordeaux, i baroli, quelli di Bordeaux, che magari si ammazzano fra di loro, quando vanno in giro per il mondo sono blindati e sponsorizzano tantissimo quel territorio della Francia, no? E parlano bene l'uno dell'altro ed esce fuori forte quel marchio lì, no?
che diventa imponente. Forse dovremmo imparare anche noi a trattarci un po' così, a parlare bene del nostro vino, del nostro territorio, un po' di tutte le cantine, fare gruppo, magari poi scannarci in casa, ma fare gruppo e uscire forti come marchio, come vari... Dimmi tu, ti ho buttato delle riflessioni così assolutamente in libertà. d'accordissimo, ma se fosse, guarda, quello che stai dicendo, se fosse un documento da firmare, Lorenzo, te lo firmerei immediatamente, cioè il fatto che purtroppo noi ci facciamo la guerra al centesimo, no? Dico noi produttori, soprattutto, ci facciamo la guerra al centesimo. Si va in giro per il mondo ad abbassare il prezzo pur di vendere, gli altri alzano il nome, alzano il livello, fanno vedere la qualità, noi invece andiamo, cosa vuoi, 50 centesimi in meno? Sì, guarda, te lo vendo a 50 centesimi in meno, poi arriva l'altro produttore, no, ma io te lo vendo a 70 in meno. Andando avanti così andrà a finire che pagheremo noi le persone per comprare il nostro vino. Questo è un po' il problema che abbiamo noi produttori, e come vedi dico sempre noi, non dico gli altri. Questo è un po' il problema noi produttori Italia. Noi dobbiamo lavorare sicuramente sulla qualità, ma altrettanto sicuramente sul nome, e quindi fare storytelling, il brand, eccetera eccetera. Ci sono alcuni che lo fanno, penso ai produttori del Barolo, ma penso a Montalcino, ce ne sono, Franciacorta, c'è chi sta lavorando bene. Dovremmo farlo un po' di più come Sistema Italia. Forse negli anni abbiamo lavorato più sulla quantità che sulla qualità, ultimamente si sta andando invece proprio nella direzione produciamo meno, e questo lo vedo anche qua in Oltrepò, produciamo meno ma produciamo bene, e quindi dobbiamo abituare la gente a bere bene. Assolutamente. No, io Gianmarco, purtroppo averti qua in trasmissione, con una trasmissione che parla di agricoltura, ti dovremo tenere 5 ore, perché quando parla di PAC, di programmi, di qualsiasi cosa. Ma dato che sappiamo che sei impegnato, ti salutiamo volentieri e ti ringraziamo perché ci ha dato anche degli spunti, insomma, di riflessione importanti. Magari ci risentiamo prossimamente anche per analizzare nel tempo come si andrà a sviluppare tutta la politica agricola comunitaria, che è sempre lì, diciamo, un dibattito aperto nei prossimi anni che vedrà naturalmente l'Italia anche, spero più che altro l'opinione pubblica, perché ho visto a questo giro gli europarlamentari hanno fatto sentire la loro, anche i ministri sono mossi, te ti sei mosso, sono mossi tutti, però entra poco secondo me nell'immaginario collettivo e da lì dipende ad esempio il futuro del nostro agroalimentare, il sostentamento, la sustenza alimentare. E mi preoccupa molto, ti lascio con questa, come mi vuoi dire l'ultima battuta, mi preoccupa molto questa anche discrezionalità che potrebbe avere la Commissione europea nell'erogare i fondi, cioè nel fatto di dire se siete bravi ve li diamo, se non siete bravi no, cioè entrare un po' in una logica da PNRR. Ti lascio con una battuta e poi ti voglio veramente salutare. Assolutamente, sono d'accordo, preoccupa anche a me, l'Europa soprattutto sulla parte agricola mi preoccupa parecchio, perché non vedo una visione, vedo veramente dei ragionamenti che secondo me non sono di visione a livello agricolo. Gli agricoltori sono persone che invece guardano al breve, ma guardano molto al medio-lungo termine, e ne sento tanti quotidianamente, vedo anche gente abbastanza incavolata e rassegnata. Io se devo fare un ragionamento poi dico dobbiamo essere tutti, noi dobbiamo fare politica agricola e politica di agroalimentare, ma lo dobbiamo fare tutti noi, anche i nostri radioascoltatori, anche semplicemente quando si va a fare la spesa, la spesa è un atto politico, non partitico, è un atto politico. Comprando italiano magari costa qualcosina in più, non è sempre vero, costa qualcosina in più, però sei sicuro che prendi qualcosa del tuo territorio che praticamente che rispetta e porta avanti quelle che sono le nostre tradizioni e soprattutto il nostro livello qualitativo. Ci avviciniamo al Natale, quindi l'invito che faccio a tutti i radioascoltatori è proprio questo, quello di dire se devo bere un bicchiere di vino lo bevo italiano, se devo provare ad assaggiare dei prodotti, perché non assaggiare dei prodotti italiani, magari che non abbiamo mai assaggiato, però sempre rimanendo su quello che è il Made in Italy, perché almeno sappiamo che a livello qualitativo non abbiamo problemi. Assolutamente d'accordo con te, parole sante, quindi l'invito ma ti sentiremo prima, bollicine italiane per tutti per queste feste. Grazie al grandissimo, viene da dire, perdonami, non ti faccio serie le lusinghe, te le faccio perché insomma sei stato diciamo un faro anche per l'agricoltura quando hai fatto il ministro, quindi al grandissimo Gianmarco Centinaio. A risentirci Gianma, grazie. Ciao. Grazie di nuovo.
E allora, Lorenzo? E allora, abbiamo 2 minuti, cosa pensi? Intanto No, stasera, io- no, perché te saresti, dopo le banane, dopo che hai comprato le pere, Le pere. del olandese, ma aspetta che Olandesi. adesso te prendi il vino, non so dove me lo prendi il vino, ma dove me lo No, io il prendi? vino intanto l'ho sempre comprato italiano, uno. Secondo, ti avevo anche mandato le foto perché l'indomani ho comprato quelle italiane, Bravo, sempre da Cane al bravo. Comizio. Però le dovevi Quindi- mangiare in ginocchio sui ceci e fustigandoti, perché è sbagliato. Vabbè, ma sono passate 2 settimane, insomma. Ah, ma ti ho perdonato. Meno male. Io vi saluto con... Come ci Aspetta, saluti? vedi se si sente con uno stacco di chitarra, vediamo se si Vai. sente. Si sente niente. Non si sente niente. Allora ve lo no. rifacciamo dopo. Adesso vi lascio... Aspetta di nuovo, vai. Niente. Vabbè, Va liberamente bene. con il E allora, direttore liberamente responsabile, con il nostro- Giovanni Bravissimo, Sallusti. Bravissimo, Ecco. bravissimo. Scusa bravissimo. Giovanni, a dopo. Scusa Giovanni, perdonaci Giovanni. A dopo. Avete ascoltato Chilometro Zero.